Il cinema italiano è in un ottimo momento e alla mostra lo vedrete. Parola del direttore del festival Alberto Barbera, pronto sulla tolda di comando del grande evento. Un cinema italiano di grande qualità, soprattutto un cinema italiano di autori che rischiano e tentano di fare qualcosa di diverso dal solito. Barbera presenta così i film italiani in concorso a Venezia 76. Pietro Marcello che reinventa il Martin Eden di Jack London, riambientandolo a Napoli e raccontando contemporaneamente la storia del nostro paese, a Mario Martone che reinventa invece il primo testo teatrale di Edoardo De Filippo per dirci cos'è oggi la camorra nella società napoletana, e Franco Maresco invece che continua la sua indagine, diciamo così, antropologica sulla società palermitana per dire cos'è diventata la mafia. I titoli italiani non mancano anche fuori concorso e il direttore si lascia sfuggire un pronostico per la Kermesse. Tanti film italiani anche fuori concorso, un esordio importante, Carlo Sironi a Orizzonti, diventerà sicuramente un grande autore del cinema del nostro paese, e poi tante scoperte. La mostra scalda così i motori. Ma cosa ci dobbiamo aspettare dal festival in programma al Lido dal 28 agosto al 7 settembre? Barbera non ha dubbi. Un po' di tutto, grande cinema, grandi autori, moltissimi autori esordienti o semi-esordienti, nuovi talenti emergenti, grandi star sui tappeti rossi di tutte le giornate. Ai cinefili, sia quelli di primo pelo sia ai più esperti, Barbera regala un unico semplice consiglio da seguire attentamente per addentrarsi nel ricco programma del Lido. L'indicazione, l'obiettivo è lasciarsi guidare dalla curiosità, perché ciascun film ha una sua ragione di essere all'interno di questo un programma così vario, articolato, che dà un'immagine, un'istantanea di quello che è oggi il cinema contemporaneo.